Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Il nuovo ospedale di Pordenone, opera da oltre 200 milioni di euro, è stato ultimato per il 60%. La fine dei lavori è prevista per maggio del prossimo anno, ma la struttura tecnologicamente attrezzata sarà operativa solo a primavera del 2023. Oggi il punto a Pordenone. Il cantiere del nuovo ospedale di Pordenone, pur con qualche ritardo dovuto al Covid, sta rispettando la tabella di marcia. La nuova struttura di via Montereale è stata completata per oltre il 60%. Il punto è stato fatto oggi dai vertici dell'azienda sanitaria del Friuli occidentale assieme al vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. La fine dei lavori è attesa per maggio del 2022 e un anno dopo la struttura, attrezzata tecnologicamente, sarà operativa. È un'opera importante, un'opera che nel quadro economico per il solo ospedale cuba più di 205 milioni di euro, quindi un'opera sicuramente significativa che deve essere presidiata e che rappresenterà per la comunità pordenonese una grande opportunità anche di reingegnerizzazione dei processi, di digitalizzazione e di anche accrescimento tecnologico. L'apertura del nuovo ospedale oggi è stimata intorno a maggio 2023. Questo perché al di là della consegna dell'immobile abbiamo bisogno poi di un congruo numero di mesi che sono necessari per tutti i colladi tecnico-funzionali e tecnico-amministrativi e per il grande popolamento dell'ospedale con i servizi, con gli arredi e soprattutto con le tecnologie. Risolti i nodi riguardanti la viabilità, sono stati potenziati i posti letto con una struttura che si svilupperà su 5 piani. Un nuovo ospedale non è solamente una nuova struttura delle nuove mura, ma è una grande occasione per ripensare un po' tutto l'assetto ospedaliero e metterlo ancora più in rete con il livello territoriale. Il vicepresidente Riccardi durante l'incontro ha posto anche l'attenzione sui posti letto per le cure intermedie da potenziare per evitare di riconvertire in futuro reparti come quello di San Vito e Sacile. Dobbiamo registrare che l'avanzamento degli obiettivi è in linea. Quindi città della salute, attrezzature, la viabilità, insomma, i lavori stanno proseguendo nei termini sostanzialmente previsti. Oggi, secondo me, però, non possiamo fermarci qua. La mia domanda semplice è questa: se noi avessimo avuto tutta questa struttura completata rispetto a quello che è accaduto, sarebbe stato sufficiente? È evidente che la risposta è no. E quindi dobbiamo fare tesoro di quello che è accaduto, peraltro ben programmabile, quindi bisogna colmare questo buco, c'è un buco, nel fare delle scelte che impongono ulteriori investimenti che la Regione prenderà in considerazione, sta discutendo direttamente con l'azienda su questo, con il Comune. Mancavano dei posti letto. Questo è evidente, quindi quella programmazione alla fine teneva conto in maniera propria probabilmente del posto letto dentro gli ospedali, ma gli ospedali sono un pezzo del sistema, è un anello della catena dove un pezzo di catena ci ha visto dover assumere delle decisioni difficili che hanno riguardato in particolare delle strutture assistenziali. Abbiamo visto quello che siamo stati costretti a fare all'Hospice a San Vito, abbiamo vissuto tutti quello che si è dovuto fare nell'RSA di Sacile, non sono state decisioni semplici, ma alla fine noi dovevamo dare un letto ai cittadini che erano malati. Quindi oggi, se noi avessimo avuto completato l'ospedale nuovo, comunque avremmo avuto questo tipo di difficoltà ed è lì che dobbiamo intervenire. E siamo ai dati sul fronte Covid. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1735 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 114 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,57%. Sono inoltre 1122 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 31 casi, 2,76% di positività. I decessi registrati sono 11, dei quali uno nel Friuli occidentale. I ricoverati nelle terapie intensive scendono a 56, mentre rimangono stabili quelli in altri reparti fermi a quota 350. E da domani il via alle prenotazioni per i vaccini per il personale del mondo della scuola, ma oggi 10 insegnanti della scuola media di Fiume Veneto si sono presentati al lavoro con alcuni cartelli con la scritta Privacy tua, mors mea, no omertà, sì vaccino. Vediamo.
Subito il vaccino, questione di vita o di morte, lo chiedono e lo scrivono 10 insegnanti della scuola media dell'Istituto Comprensivo Statale Paolo Bagellardo di Fiume Veneto, che questa mattina sono andati a scuola con alcuni cartelli per chiedere tutele sul fronte sanitario, dopo che alcune complicazioni burocratiche, anche sul fronte della privacy, hanno fatto slittare la vaccinazione in Friuli Venezia Giulia per il personale della scuola. Una protesta che ha visto campeggiare sui cartelli la scritta "Privacy tua, mors mea, no omertà, sì vaccino". Sostegno agli insegnanti di Fiume Veneto è stato espresso dalla CGIL Funzione Pubblica di Pordenone con Mario Bellomo, che spiega come i docenti debbano essere tutelati e i ritardi provocati dal pasticcio burocratico si faranno sentire. Intanto la Regione ha trovato una soluzione. Da domani partiranno le prenotazioni attraverso CUP e farmacie per i vaccini al mondo della scuola. Una vicenda seguita da vicino anche dalla CISL Scuola, che ora chiede anche una campagna informativa sul vaccino e sulle possibili conseguenze, visto che molti, tra insegnanti e bidelli, hanno espresso qualche preoccupazione in merito. Una notizia di cronaca: oggi i Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti in mattinata in via Nuova di Corva per un principio di incendio all'interno di un capannone adibito a ricovero di automezzi. Ad accorgersi del sinistro sono stati gli stessi pompieri a rientro da un altro intervento. I Vigili del Fuoco hanno notato del fumo uscire dalla copertura di un edificio a lato della strada. In quel momento i dipendenti dell'attività erano tutti negli uffici, separati dal locale interessato dall'incendio. Prontamente le fiamme, che avevano già interessato una scaffalatura e rischiavano di coinvolgere automezzi adiacenti, sono state domate proprio dai pompieri. Cambiamo argomento, è partita oggi la campagna 1 euro a famiglia per aiutare migliaia di nuclei familiari messi in ginocchio dalla pandemia a livello economico. All'iniziativa ha aderito anche il Forum delle Famiglie del Friuli Venezia Giulia. Basta 1 euro a famiglia per aiutare migliaia di nuclei familiari messi in ginocchio dal Covid. Questa è l'iniziativa lanciata oggi dalla Fondazione Forum Famiglie, con una campagna e un videoclip cui presta la voce e il volto l'attrice Beatrice Fazzi. Donare è semplice, bastano pochi clic sul sito fondofamiglie.org. Ad aderire anche il Forum del Friuli Venezia Giulia. È partito grazie a una donazione di un'ospedaliera che, vedendosi accreditata nella busta paga un extra, ha voluto donarlo in beneficenza e così è arrivato al Forum Nazionale, e da lì l'idea di partire con un fondo per le famiglie, un fondo destinato esclusivamente a famiglie in temporanea difficoltà a causa della parità di lavoro o altre cause in tempo di pandemia. Si dona tramite il sito internet fondofamiglie.org, è molto semplice, diretto, intuitivo. Si può donare 1 euro al mese. Un sostegno a mamma e papà in un momento in cui fare figli è sempre più complicato e la denatalità continua ad aumentare. Non è solo l'aspetto economico che va a incidere sulla denatalità, sul non far famiglia. Certamente c'è una mancanza di speranza, perché comunque la famiglia, quando mette al mondo i figli, non è un aspetto esclusivamente egoistico, anzi non lo è assolutamente egoistico, è un immettere nella società, la speranza, cioè il figlio è speranza per tutti. A Pordenone sarà celebrata una santa messa a favore delle aziende commerciali e più in generale del terziario, colpite duramente sul piano economico e negli affetti dalla pandemia. La cerimonia eucaristica, su iniziativa dell'Ascom Confcommercio Pordenonese, si terrà mercoledì 24 febbraio alle 18:45 nella chiesa del Beato Odorico di Viale della Libertà e sarà celebrata dal vescovo Giuseppe Pellegrini e dal parroco Don Alessandro Tracanelli. Al termine della commemorazione interverrà il presidente provinciale dell'associazione di categoria Alberto Marchiori per esprimere solidarietà e vicinanza agli imprenditori e ai lavoratori del settore. Restiamo in città. In via Vesalio è stato inaugurato il nuovo parcheggio da 40 posti. Il quartiere San Gregorio di Pordenone ha un nuovo parcheggio da 40 posti al servizio della scuola e di tutta la zona. Lo ha realizzato il comune in via Vesalio, disponibili anche le fermate scuolabus, la sosta disabili e il percorso pedonale protetto per entrare e uscire da scuola in sicurezza. Quando venne a incontrare i residenti, i genitori di una ragazzina disabile mi fecero notare la situazione caotica con parcheggi selvaggi, con genitori che portavano la macchina fin dinanzi ai cancelli, con le difficoltà che avevano i ragazzi disabili soprattutto, ma anche i bambini normali, di raggiungere la scuola con sicurezza.
Questo dà ordine, consente ai genitori di poter parcheggiare, di fare una sosta breve, di scaricare i loro figli, di metterli in un percorso sicuro e poi ovviamente lasciare lo spazio ad altri. Significa aver fatto un'opera bella perché esteticamente è davvero molto piacevole, dall'altro lato garantire sicurezza in un luogo sensibile come una scuola. Il parcheggio è collocato in un punto strategico del quartiere. Questo parcheggio servirà alla scuola, ma servirà al centro sportivo, servirà alla chiesa e magari domenica, quando sarà libero, perché la scuola non c'è, potrà servire anche alla fiera, che è qua vicino. Dunque è stata un'ottima esecuzione, fatta bene e tra l'altro fatta in una collocazione che non solo servirà alla scuola, ma servirà a tutti i cittadini, perché qui i parcheggi scarseggiano. Considera anche che c'è la casa del cura per San Giorgio, il Policlinico San Giorgio, qui a fianco, dunque dava fatto e l'operatività forte della giunta di Alessandro Ciriani e il sindaco in testa ci ha fatto realizzare questo bellissimo impianto. Il nuovo polmone di sosta è stato dotato di nuova illuminazione, alcuni alberi e un terreno altamente drenante. Sono 40 posti auto ricavati con un sistema che è molto permeabile, come se si parcheggiasse su un prato. In realtà la stabilità di questo materiale è garantita, però così è garantita anche la permeabilità e questo è un elemento fondamentale che stiamo prevedendo in tutti i parcheggi, quelli dove è possibile ovviamente realizzare con questo sistema, in modo tale da evitare di avere una riduzione della capacità di assorbimento dell'acqua. Per questa sera è tutto, dopo di noi l'appuntamento è con Bianconero XXL, condotto da Francesca Spangaro e Massimo Radina. Il telegiornale di Pordenone ritorna invece domani, sempre alle 20:45. Grazie per essere stati con noi, buona serata.